Ma è un'occasione molto importante perché al di là del fatto di un premio che fa sempre piacere anche far parte della nomina dei tre nomi che poi si disputeranno questa gara finale, è importante essere presenti perché è anche un momento di incontro tra i vari giornalisti del settore della carta stampata, della radio, della televisione, del web, quindi è un momento di confronto, è un momento di crescita e poi è importante anche perché viene ricordato un personaggio di grande spessore umano quale Pietro Anastasi, è un grande atleta e diciamo che un siciliano doc, abbiamo sognato tutti insieme a Pietro Anastasi e ricordarlo con un premio fa onore a coloro che hanno avuto questa brillante idea. Eventi del genere consentono di avvicinare sempre più il mondo dello sport, anche quello locale, anche quello che ci sta più vicino alla carta stampata, al giornalismo in generale, che sia web, radio e TV. Diciamo che oggi il mondo dello sport ci fa scrivere e parlare di altro più che dello sport, quello che si vive. Sappiamo tutti quello che sta succedendo in queste ultime settimane, però è importante perché il compito poi è nostro, di coloro che scriviamo, che raccontiamo gli eventi che non si limitano solo ad eventi legati al calcio, ma a tutto lo sport, perché lo sport è vita, lo sport nobilita, lo sport tende anche ad allontanare tanti giovani da quello che potrebbe essere il peccato, ecco, non commettere degli atti illegali, e lo sport fa questo perché oltre ad essere una palestra è anche un'agenzia educativa e il compito spetta a coloro che hanno questo speciale risvolto umano, sociale, politico o culturale proprio di far crescere nuovi giovani.